Comunque, repressione, la risposta alla richiesta di riforme è stata la repressione. Io perché ho citato la data di marzo? Perché quel che si dice ufficialmente è che c'è la primavera araba che è cominciata con l'Tunisia, poi è estesa all'Egitto, eccetera. Guardate, non è così. La Siria, a parte la diversità, io sono d'accordo con tutte quelle che dicono è diversa dall'altra. Situazioni diverse, sono ogni nazione, ogni popolo ha una situazione diversa. Ci sono spiegazioni per questa cosa, ma Damasco, la primavera è cominciata nel 2000 quando è morto il padre attuale ed è in 448 questo figlio divenne presidente, cioè Repubblica Ereditaria. Sì. E siamo a Corea del Nord. Kim Il-sung, Kim Il, e adesso c'è questo ragazzotto che un po' non mi ricordo il nome, da padre in figlio, insomma, la cosa, e questo che noi ci siamo trovati esattamente così. Tuttavia abbiamo detto, ma questo è uno giovane, ha studiato, laureato e quindi dovrebbe avere una cultura diversa. Si è formato, allora, mi pare, anche un po' in Occidente, no? Insomma. Sì, si è formato in Occidente, in Inghilterra, poi ha trovato sta ragazza, l'attuale moglie, anche lei nativa dell'Inghilterra, quindi sono sposate, cioè, eravamo tutti contenti che questo probabilmente farà un rinnovamento profondo nel paese, invece ha seguito le orme del padre, anzi... Forse ha fatto peggio, perché in qualche modo... Assolutamente, molto, ma molto peggio. Il padre Assad... Padre Assad, comunque nominiamo, no? Abbiamo detto prima fuori onda, insomma, no? Il famoso leone di Damasco. Sì, che però Assad non è, in qualche modo... Assad in arabo vuol dire leone. Sì, infatti. Devo affermare che leone non è, vabbè, è piuttosto un coniglio, non è, perché uno che non riesce ad affrontare il suo popolo, fare qualcosa, inutile che diventi presidente. Un regime che continua a dire, fino ad oggi, a distanza di più di 20 mesi, di opposizione di un popolo con molte vittime, adesso poi arrivo alla tua domanda alle vittime di oggi, sì. E non riesce a mandare via bande armate, ditemi che governo è. Allora perché sei governo? Se non sei capace di proteggere il paese da bande armate che arrivano dall'esterno, perché sei lì a capo di questo paese, non è possibile, no? Cioè dal punto di vista pratico non credo che sia per definizione un governo legittimo che non sa difendere la popolazione. Noi non abbiamo bisogno di essere difesi da nessun altro perché non abbiamo un'aggressione esterna, noi abbiamo un'aggressione tutta fatta dai governanti nostri, che sono una banda loro di esercito e non, e loro naturalmente le loro milizie, perché hanno formato una milizia ancora più atroce. Ogni regime ce l'ha. E io vi riporto, ciascuno di voi sicuramente almeno una volta nella vita è capitato di vedere i film girati per la guerra, riguardante la guerra mondiale, la seconda, in cui c'era il tedesco ufficiale e c'era il Gestapo. Ecco, in Siria noi abbiamo queste milizie che governano più di militari, questo spiega molte cose, perché alcuni non capiscono come mai questo in generale eccetera, non ha potere, perché c'è la milizia che esattamente corrisponde al Gestapo, o Gestapo, che dir si voglia, tedesco, esattamente uguale, stessa maniera.